Appassionati di motorsport, un buon pomeriggio da Vallelunga per un ricco e intenso programma sul circuito che sorge alle porte della capitale. Siamo in piena estate per quello che è la parte centrale, il fulcro della stagione di PNK che entra nel vivo, un round importante perché accoglie anche la Coppa Clio España, la serie nazionale spagnola per quanto riguarda il mondo della Clio Cup, che si aggiunge proprio alla griglia della Clio Cup Italia a dar vita a una griglia davvero intensa e ricca di protagonisti nel corso di questo fine settimana, ma sono davvero tante le gare in programma, un programma dunque per proprio vivere appieno il mondo dei motori su un circuito che è alquanto storico ed è un teatro degno proprio di questo round all'interno di questa calda estate europea, ed è proprio la Coppa Clio ad aprire il programma di gare di questo fine settimana, un programma diviso dal sabato pomeriggio e poi nella giornata di domani avremo una lunga diretta di circa 9 ore dove potremo anche vivere quelle che sono le serie partner di PNK che sono giunte qui a Vallelunga, come l'Alfa Revival Cup e poi anche il campionato italiano delle auto storiche con la promozione di AC Sport in congiunta proprio a PNK. Adesso però è tempo di pensare proprio a uno dei piatti forti di questo appuntamento, perché parlavo proprio dell'avvento della Coppa Clio España, la serie spagnola proprio che arriva qui a Vallelunga. Il favore diciamo che verrà restituito poi invece nell'appuntamento di Navarra, che sarà il prossimo round nel calendario proprio della Coppa Clio Italia, dove la serie italiana andrà invece in terra spagnola per quello che sarà il penultimo appuntamento stagionale della Coppa Clio Italia, che si chiuderà invece a Misano, e invece sarà proprio l'ultimo, il finale di stagione per quanto riguarda la serie spagnola, perché dopo il round di Vallelunga ci sarà nel mezzo ancora la tappa di Nogaro, round che si corre in Francia, e poi l'ultima gara proprio quella di Navarra. C'è un po' di vento, ma non fatevi ingannare dalle immagini perché c'è grande caldo nel corso di questo fine settimana, è uno dei temi proprio da affrontare durante il weekend, in particolare nella giornata di domani, dove nelle ore di punta poi scenderanno in pista proprio anche le auto storiche, come dicevo in precedenza, e sarà una vera e propria prova di affidabilità e di tenuta per quanto riguarda i mezzi storici, ma anche per quanto concerne chiaramente la tenuta fisica da parte dei piloti nelle gare più lunghe di tutto il weekend, perché ricordiamo che il campionato italiano autostoriche e anche l'Alfa Revival Cup avranno una gara da un'ora, 60 minuti di gara per dunque le auto storiche, 25 minuti di manche per la Coppa Clio Italia, che poi tornerà in pista nella giornata di domani sempre assieme alla Coppa Clio España, ed è una griglia che appunto accoglie 10 piloti dalla serie spagnola per un totale di 23 protagonisti nel corso di questo fine settimana, a dar ancora di più lustro proprio alla serie che ha debuttato nel corso di questa stagione per quanto riguarda il panorama delle competizioni di PNK Motorsport, una nuova aggiunta che dà modo alla versione più aggiornata della Renault Clio, la RS Cup di quinta generazione, che è andata a sostituire nell'arco delle competizioni a livello europeo la RS Cup 4, che invece troviamo proprio con la RS Cup, che ha festeggiato nel 2025 i 10 anni di storia praticamente da quando è all'interno delle competizioni del gruppo capitanato da Sergio Peroni. E noi invece siamo in griglia di partenza perché tra poco andremo a dare le voci proprio ai protagonisti di questo fine settimana, quindi do il buon pomeriggio a Eleonora Cirioni, che ci andrà a raccontare proprio le voci dalla griglia e anche ovviamente dal paddock. Sì, buon pomeriggio a tutti, siamo in griglia di partenza all'autodromo di Vallelunga e dietro di me si stanno schierando i piloti di Coppa Clio Italia e Coppa Clio España. Di fianco a me abbiamo il presidente di PNK Motorsport, ovvero Sergio Peroni. Cosa ne pensi di questa collaborazione internazionale? Beh, per noi è una cosa molto interessante, abbiamo lavorato molto per questa collaborazione con i promoter spagnoli e abbiamo fatto una buona combinazione, lo schieramento di partenza a 21 macchine, quindi molto interessante. E la cosa bella è che non abbiamo soltanto Italia-Spagna, ma abbiamo anche 4 equipaggi dalla Slovenia, quindi sarà un bel confronto. È una collaborazione che si estende anche per il futuro, perché a ottobre saremo noi italiani ad essere ospiti degli spagnoli per una gara allo stesso livello di questa di oggi.
Infatti è una bellissima collaborazione, devo dire io anche sono molto emozionata di stare qui in questo momento. Inoltre c'è da sottolineare anche un'altra data, ovvero a Navarra, l'11 ottobre, no? Sì, quella che dicevo prima, Navarra 11 ottobre, chiaramente per i nostri è un circuito nuovo e lì faremo l'abbinamento di nuovo, quindi un bello schieramento di partenza. Per questa idea di quest'anno come Coppa Clio Italia è una cosa importante perché l'idea è quella di spingere questa collaborazione estendendola anche all'est, e questa presenza di oggi di equipaggi sloveni non è casuale, e quindi riuscire nel 2027 a fare qualche cosa di maggiormente internazionale penso che possa, con gare a scambio, penso che possa essere per la Clio una cosa interessante. Perfetto, benissimo. Allora dietro di me intanto si stanno schierando i piloti appunto della categoria. Abbiamo qua Francesco Pagano, ovvero il pilota di Coppa Clio Italia. Ciao Francesco, oggi la sfida si raddoppia dato che abbiamo in pista anche di piloti di Coppa Clio e Spagna. Che cosa ne pensi? Sicuramente sarà molto più divertente anche perché sono piloti di un certo livello. Esattamente, quale sarà la tua strategia per difendere la leadership? Ancora non lo so, preferisco riflettere al momento. Ok, quali sono le tue emozioni al momento? Un po' di tensione, giusto un po'. Benissimo, quella c'è sempre. Allora, grazie mille e passiamo subito al secondo dello schieramento con il numero 15. Abbiamo David Pouget. Hi David. How are you? Fine, fine. Little hot? What? Little hot? Yes, okay. You are a driver from Clio Cup Spagna. How did you find the track? I want to win a race in front with Spanish and Italian. My goal is win a race. Okay. Thank you so much. Ok, passiamo subito al terzo qualificato, ovvero Presa Matic con il numero 97. Lui è un pilota di Coppa Clio Italia. Hi Matic, it's very hot on the track today. Are you ready for this race? Yes, I'm ready. Of course, I'm ready. Ok, thank you so much. E da qui è tutto, ci vediamo allora alla prossima griglia di partenza con la prossima gara. Sì, a noi abbiamo già fatto l'intervista. Sergio, allora benvenuti. Grazie Eleonora, e ringraziamo anche Sergio Peroni per aver dato voce in capitolo a questo importante appuntamento dunque della Coppa Clio Italia, che accoglie proprio la serie spagnola, che ha visto la promozione di V-Line invece appunto nella promozione del campionato, che invece vedrà la serie italiana nell'appuntamento di Navarra, come detto l'ultimo round stagionale per quanto riguarda la serie spagnola. È una griglia davvero intensa questa del weekend di Vallelunga, e lo dimostrano anche i risultati delle qualifiche, perché c'è stata un'accesissima battaglia tra Francesco Pagano e David Pouget, i due piloti intervistati poco fa da Eleonora in griglia, che si sono dati battaglia per la conquista della prima pole position di questo fine settimana, perché poi ovviamente ci sarà anche modo di vivere gara 2 nella giornata di domani. 1:52 e 820 il tempo pole per quanto riguarda il pilota vesuviano, di soli 9 millesimi su David Pouget di GPA Racing, pilota che è in testa alla serie spagnola e ha vinto fino a questo momento tutte le gare in campionato, il campionato che si era aperto a Jarama, dando poi modo ai piloti di vivere la tappa di Aragon e infine Valencia prima di arrivare proprio qui a Vallelunga. E appunto Pouget ha fatto un plan di risultati andando a vincere tutte le gare dall'inizio della stagione, e questo dà un po' la livella anche di quanto sia competitiva la serie italiana, vedendo questa sfida ravvicinata tra Pagano e Pouget. Chiaramente c'è il fattore anche esperienza da una parte per i piloti italiani, che invece dovranno poi sottostare invece a una pista nuova nel caso di Navarra, ma è bellissimo vedere comunque due griglie differenti entrare in gioco in un unico weekend, due gare nel caso specifico di questo campionato. Qui vediamo invece Alex Lancellotti, che è un po' il nostro David Pouget, la controparte italiana, perché comanda il campionato davanti a Cristian Ricciarini, reduce da un weekend straordinario a Varano, in cui anche lui ha fatto
doppietta di vittorie ed è salito a 278 punti in classifica, con un vantaggio di quasi una gara adesso nei confronti di Cristian Ricciarini a 234, 44 punti di ritardo dunque per il pilota che scatta più indietro in classifica. Lancellotti dalla sesta casella dello schieramento, e appunto abbiamo una griglia che in questo fine settimana vede anche la presenza dei piloti sloveni, quindi altri piloti da un punto di vista internazionale. Lo stesso David Pouget, che è francese di nazionalità, è un pilota che è molto conosciuto all'interno del panorama delle competizioni Clio, perché oltre ad essere già 2 volte campione spagnolo, ha vinto anche la serie europea per quanto riguarda la Clio Cup Europe, appunto. E dunque un pilota di riferimento che tanti in griglia sicuramente conosceranno molto bene. È un campionato che prevede la stessa identica fornitura per quanto riguarda gli pneumatici, gomme Michelin, lo stesso identico sistema di punteggio che chiaramente verrà poi separato nelle varie serie in base all'ordine di arrivo, ma sicuramente la presenza in pista può dare modo ai piloti di avere anche una gestione diversa della gara, con maggiore traffico che si andrà a creare, visto anche l'ordine di partenza di tanti protagonisti nel corso di questo weekend. Vedremo come gestiranno soprattutto i piloti la partenza, che qui a Vallelunga è piuttosto critica, con pochi metri subito a separare dallo start i piloti verso quella che è la prima piega, curva grande che si affronta però totalmente in pieno, e poi la prima staccata effettiva, quella di Cimini 1, con ancora una curva verso destra che porta invece i piloti nella zona mista, poi nel settore centrale, dalla curva 7-8 e soprattutto la curva del semaforo, il tornantino, la curva più lenta di tutto il circuito. Parte anche la safety car per dare un primo giro di ispezione pronti all'avvio di questo programma di gare nel corso del weekend. Ho parlato proprio di un ricco programma, perché oltre a questa grande novità appunto nell'aggiunta della Coppa Clio Espagna nella griglia, che subito va ad aprire il programma, un totale di 9 categorie e 13 gare da vivere in diretta qui su YouTube. Un saluto dunque a tutti coloro che ci stanno seguendo non solo sul canale YouTube ma anche sul canale Facebook di PNK Motorsport. Vi ricordo che poi potete recuperare tutti gli appuntamenti on demand, con la possibilità anche di seguire il sito per tutte le informazioni, e anche i vari canali social, con la pagina Instagram che continua a sfornare contenuti anche durante i giorni chiaramente di pausa tra un evento e l'altro. Vallelunga, che era già stata protagonista proprio a metà luglio lo scorso anno, quindi abbiamo qualche riferimento storico, con le temperature che sono addirittura più alte nel corso di questa stagione. La temperatura che per un attimo si era girata, aveva superato i 60 gradi sull'asfalto, numero impressionante anche pensando proprio allo storico che spesso viene citato poi in Formula 1 per quanto riguarda le temperature record nel corso della storia. Temperatura dell'aria invece intorno ai 37 gradi e mezzo. Ovviamente siamo nel pomeriggio, in questo sabato pomeriggio, con le temperature che si sono alzate rispetto alla mattinata, che ha visto svolgere invece le prime qualifiche del weekend. Nella giornata di domani, programma che proseguirà dalla mattina sino al tardo pomeriggio in maniera praticamente ininterrotta, e questo, come già detto in apertura, andrà a segnare una vera e propria sfida soprattutto per i piloti delle auto storiche, che scenderanno in pista nella giornata di domani, con ben 3 gare dedicate al mondo storico. In aggiunta poi la Historic Formula Championship, che torna qui a Vallelunga, e appunto le 2 gare del campionato italiano autostoriche, e poi anche l'Alfa Revival Cup. Tra poco il giro di formazione, quindi un modo anche per scoprire quelle che sono le insidie del circuito di Vallelunga. 4.085 metri per il tracciato di Campagnano di Roma, che dal 2006 è stato intitolato a Piero Taruffi, una trasformazione di questo autodromo che in origine era addirittura un ippodromo. Infatti le prime gare si sono corse addirittura su una pista di sabbia, come voleva anche la tradizione soprattutto delle corse negli Stati Uniti. Poi un tracciato che è stato modificato negli anni 60
dal 1970 vede percorrersi le gare nel senso di marcia orario per quanto riguarda il tracciato. Le ultime modifiche nel nuovo millennio hanno portato appunto ai 4.085 metri odierni, un totale di 15 curve che si bilanciano con 7 pieghe a sinistra e 7 invece verso destra. Come detto, però temperature altissime, quindi da monitorare anche quello che sarà lo sviluppo della gara, che si preannuncia davvero accesissima, con un parterre di piloti anche a livello internazionale, e dunque un finale di gara che potrebbe riservare qualche sorpresa. L'immagine dall'alto che ci porta a vedere proprio questa doppia destra di Cimini 1 e Cimini 2, attenzione anche all'uscita perché non c'è particolare spazio poi con la ghiaia presente appena fuori dal cordolo, soprattutto in uscita da quella che è curva 5. Si entra nella zona moderna con l'ingresso poi verso la staccata della 7, una lunga percorrenza ancora verso destra, la curva Campagnano, poi nuovamente sui freni per curva 8, e da qui entriamo praticamente nel tratto misto, dove è difficile cercare un sorpasso. Attenzione però ai possibili incroci di linee tra la curva 11, la 12 e poi anche la S, che invece immette nell'ultimo settore nel quale questa mattina durante le qualifiche 1 che hanno delimitato proprio la griglia di partenza per questa gara 1, Francesco Pagano ha fatto la differenza nei confronti di David Pouget con un ultimo settore record che lo ha portato a conquistare la pole position per soli 9 millesimi. Fa veramente impressione, e fa anche per i piloti bisogna anche andare nel dettaglio per capire effettivamente dove sono stati persi quei 9 millesimi. Poi l'ultima curva, la piega verso destra della curva Roma, dove è presente anche un leggero banking positivo che aiuta proprio i piloti nella percorrenza di curva 15. Qui ancora proprio il serpentone di vetture che va a percorrere la zona del tornantino di curva numero 12. Come detto, la staccata è la curva più lenta di tutto il circuito. La S, dove queste vetture in particolare vanno a danzare sui cordoli, vanno a sfruttare tutta la parte più interna del cordolo, dove è presente anche il panettoncino, l'anti-cut, per evitare proprio che i piloti possano andare ad aggredire troppo il cordolo nella parte più interna. Qui l'ingresso in pit lane, ma il pit stop non è previsto nel caso della Coppa Clio Italia, lo vedremo invece durante la gara del National GT Challenge, che da questa stagione è stata allungata a 40 minuti di manche e fa il suo ritorno dopo peraltro una tappa internazionale, quindi proprio a segnare anche questa liaison in campo internazionale per quanto riguarda PNK Motorsport, perché ha svolto la sua trasferta ad inizio luglio in quel del Paul Ricard, con la tappa sul circuito francese ad accompagnare il TCR World Tour, la serie turismo mondiale per quanto riguarda la gestione del WSC Group. Ci saranno peraltro anche alcune novità da snocciolare nel corso del fine settimana per quanto riguarda la Youngtimer Touring Cup. Qui Francesco Pagano, che ha avuto modo di prendere un po' d'aria durante il giro di formazione, ma adesso finestrini chiusi per evitare che si possa creare attrito con l'aria e sfruttare tutta la potenza a disposizione. Vedremo se verrà spenta anche l'aria condizionata da parte dei piloti. Si accendono i semafori e parte dunque la gara 1 della Coppa Clio Italia, con la presenza della Coppa Clio Spagna nel corso di questo fine settimana di Vallelunga. Si apre anche il programma di gare nel weekend di Campagnano di Roma, con il sole a splendere sul tracciato alle porte della capitale. Subito però una buona partenza da parte di David Pouget, che ha la meglio sul pole sitter Francesco Pagano. Affrontano adesso curva grande, questa veloce percorrenza di curva numero 2, e poi nuovamente cambio di direzione per la 3, ma attenzione poi soprattutto alla staccata di Cimini 1 e Cimini 2, dove Pouget esce da leader della classifica davanti a Pagano, che ha mantenuto il secondo posto. Sale invece in terza posizione Marcel Kuss, con Ricciarini che ha avuto un ottimo spunto, addirittura salito lì in zona podio. Qui addirittura si aprono a ventaglio in 3 le vetture verso curva 7. Dall'esterno sbaglia però la staccata una delle vetture che lottava proprio nelle posizioni a metà della top 10, dunque si deve riaccodare adesso proprio vicino alla 10ª posizione. Potrebbe essere addirittura Primozic, il pilota
di Lema Racing, che ha perso un po' di terreno nel corso di questa prima parte di gara. Scappa via, prova perlomeno a scappare via David Pouget. Qui rivediamo invece ancora le fasi salienti con la percorrenza in curva numero 11 e poi il cambio di direzione per la 12. Si è creato un piccolo buco tra il pilota francese in testa alla corsa e Francesco Pagano, che invece viene attaccato da Cristian Ricciarini, che è riuscito a prendere la terza posizione. Rimasto invece un po' imbottigliato nel traffico Alex Lancellotti, il leader del campionato per quanto riguarda la Coppa Clio Italia, quindi l'opportunità per quanto riguarda Lancellotti, per quanto riguarda Ricciarini, di andare a recuperare qualche punto in classifica, mentre Pagano è ancora all'inseguimento di un podio che gli manca da gara 1 a Magione, una serie di quarti posti a partire proprio dalla seconda manche del circuito umbro, e poi doppio quarto posto anche a Varano per il pilota di Pagano Corse, con il supporto tecnico anche della scuderia del Vesuvio. In questo momento si trova ovviamente in testa per quanto riguarda la Coppa Clio Italia Francesco Pagano, che occupa invece la seconda posizione assoluta a 1 secondo e 2 dal leader della corsa David Pouget. Ancora battaglie accesissime qui con Rangoni Corse, e credo proprio fosse Alex Lancellotti, confermo, il pilota di Rangoni Corse, che si fa vedere all'interno, dunque nei confronti invece di... dovrebbe essere Matic Presa, che scattava dalla seconda fila dello schieramento, ha perso anche lui dunque qualche posizione dal via. Qui vediamo con il supporto della regia che è capitanata da appunto Forma Communication, che mi aiuta anche con il supporto dietro le quinte per il coordinamento. E qui ancora una volta le immagini aeree che ci portano all'ingresso del settore centrale. Sono in realtà 4 i riferimenti da un punto di vista cronometrico che troviamo nel monitor dei tempi. Una prima parte però che comprende solamente la zona che si percorre totalmente in pieno, con curva 1, curva 2 e curva 3, e poi invece l'ingresso da curva 4 con il secondo parziale cronometrico. Qui ancora fare spalle larghe dei piloti all'ingresso della S di curva 13 e 14, prova a scappare via ancora Pouget, 1,5, adesso il vantaggio del francese allunga nel corso soprattutto della seconda metà del giro, dove invece Pagano aveva fatto la differenza in occasione della qualifica di questa mattina. Qui ancora tante battaglie invece nella parte centrale del gruppo, con Sodnik che ha guadagnato una posizione rispetto a Guillaume Maillot, piloti della Coppa Clio Spagna che vedono anche delle sottocategorie, come accade anche nella serie italiana. C'è una piccola differenza però in questo caso a livello regolamentare, perché siamo abituati a parlare della classifica under 25 e over 50 per quanto riguarda la Coppa Clio Italia, invece classifiche junior e gentleman che da regolamento sono dedicate agli under 21 per quanto riguarda la junior e gli over 45 con i piloti gentleman, a seconda anche di quello che è la decisione da parte del promoter, seguendo anche un po' la linea che viene applicata anche nel TCR Spain, la serie turismo spagnola, che vede la stessa organizzazione proprio da parte di V-Line. Qui ancora Lancellotti a cercare la difesa nei confronti di Guillermo Pernia, che è proprio il leader della serie spagnola per quanto riguarda i piloti junior. È l'unico pilota junior, a dire la verità, è presente nel corso di questo fine settimana. Invece Pouget, che oltre a essere il leader del campionato, è anche in testa alla classe gentleman, con Pernia che ha preso la posizione nei confronti di Lancellotti all'ingresso di curva 8. Vedremo se ci sarà la risposta da parte del pilota di Rangoni Corse, che adesso viene anche insidiato da questo gruppo che sembra molto vivace alle sue spalle, sembra perdere un po' di spunto soprattutto in uscita e in accelerazione, addirittura dall'esterno. Qui subisce l'attacco con Falco, che invece deve difendersi nei confronti di Polianez, Nick Polianez, che è tornato in griglia dopo la tappa del Mugello. Lui e Primozic erano già stati all'interno della serie italiana. Vediamo però l'aggiunta di Sodnik, presa come detto una griglia davvero variopinta anche per quanto riguarda le bandiere e non solo le livree in pista, con delle compagini
non solo italiane, come siamo abituati a vedere con Rangoni Corse, con Seven Hills Motorsport, MC Motortecniche, team di riferimento che troviamo anche all'interno della RS Cup e che ritroveremo nel corso di questo fine settimana, dove c'è anche in quel caso un'accesa battaglia per il titolo. 18 minuti e 30 alla conclusione di questa prima manche, con Pouget che comanda davanti a Kuz e Permia. Per quanto riguarda la serie spagnola invece Pagano, Ricciarini e Matic Presa, che sono i 3 piloti momentaneamente sul podio virtuale per questa gara 1 della Coppa Clio Italia. Vetture qui sui freni con l'ingresso all'interno qui di curva 8. Attenzione, entrambe le vetture qui finiscono fuori dalle linee bianche che vanno a delimitare proprio la pista. Dissuasore posto proprio in uscita per evitare che i piloti possano guadagnare del tempo finendo fuori dalla traiettoria ideale. Forse la vettura di Mariano Alonso dovrebbe essere che ha perso 2 posizioni, infatti segnalate dalla regia il sorpasso da parte di Falco e Polianez, che dunque conquistano l'11ª e 12ª piazza, appena fuori dalla top 10, dove troviamo Lancellotti che ha perso dunque terreno in 10ª posizione alle spalle di Primozic. Qui invece torniamo davanti perché Pouget ha chiuso l'ultimo passaggio in 1.53.653, leggermente più lento rispetto al 53.598 che gli vale come giro più rapido in gara. Replica quasi al millesimo Pagano in questo giro, 2 millesimi più rapido il pilota vesuviano che pilota campano, che rimane però a poco meno di 2 secondi di ritardo dal leader della corsa. Qui un replay che ci porta alla staccata di curva 7, verso la staccata di curva 7. Torniamo però con le immagini in gara, ci avviciniamo tra poco alla conclusione della prima metà con in questo momento Pouget che sembra in controllo, la prima posizione guadagnata in partenza nei confronti di Francesco Pagano, che dalla sua anche la possibilità di ottenere la prima vittoria stagionale nella Coppa Clio Italia. Lui che è in testa alla classe Under 25, dove troviamo invece in seconda posizione Andrea Fumi, che è stato peraltro penalizzato con 4 posizioni in griglia di partenza. E qui ancora tutto il plotone invece di vetture che prosegue a distanza ravvicinata nella pancia del gruppo. Fase di studio questa a metà della corsa, con i tempi che però rimangono ancora costanti. Vedremo alla conclusione di questo nuovo giro quale sarà il riferimento in testa alla corsa, con Pouget che transita sul traguardo e migliora il proprio giro veloce in 1.53.536, guadagna 3 decimi questa volta nei confronti di Francesco Pagano, distacco che sale a 2 secondi e 2 per il pilota francese. Invece Ricciarini, dopo un'ottima partenza, adesso ha alzato un po' i suoi tempi e paga quasi un secondo da Pagano. Infatti si è staccato a 2 secondi e 2 dalla seconda posizione, nonché anche prima piazza per quanto riguarda la Coppa Clio Italia. Invece Matic Presa che continua a rimanere al terzo posto con il team BA Motorsport. Ed eccolo qui proprio Presa, che nel frattempo è riuscito anche a guadagnare la 4ª posizione assoluta nei confronti del polacco Kuz. E quindi sorpasso da parte di Presa, che si va a riprendere la 4ª posizione, quella che sarebbe stata ovviamente in griglia la seconda fila.
Diamo un'occhiata proprio all'ultimo giro del pilota sloveno in 1.54.097, mentre qui rivediamo il replay di ciò che avevamo visto già in precedenza con questo tentativo di attacco che in realtà ha portato poi entrambe le vetture fuori dalla linea bianca. Qui torniamo invece all'ultima curva, la curva Roma. Vediamo come i piloti cerchino di stare più vicini possibili al cordolo, usciti al cordolo destra, con le segnalazioni che arrivano dal muretto box prima di passare sulla linea di arrivo, di partenza e di arrivo, piuttosto vicina in uscita dall'ultima curva, quindi anche con un possibile arrivo in volata bisogna fare i conti con l'ingresso all'ultima curva per studiare bene l'uscita e avere lo slancio ideale per arrivare poi sulla bandiera scacchi. In questo momento però non sembra essere questa l'idea nella testa di David Pouget, che continua ad allungare. 1.53.6 rimane molto costante il pilota francese. Prova a rispondere in questo giro Pagano in 53.7, sono gli unici due, assieme anche a Matic Presa, che una volta completato il sorpasso nei confronti del portacolori di Unique Racing è riuscito ad abbattere il muro dell'1.54, e sono loro i tre piloti più veloci in pista. Cambia invece la classifica nella parte centrale, a meno che non ci sia un problema da parte del transponder, perché vedo scendere Falco e anche Primozic è tornato in questo momento in top 10. C'è stato però forse un problema per Falco, attendiamo l'aggiornamento al prossimo riferimento cronometrico con il passaggio qui nuovamente alla S per il numero 99, Guillaume Maillot, altro pilota francese assieme a Pouget e Michel Fayet e Fabien Rey, ovviamente piloti che corrono anche a livello europeo, sfruttano la serie spagnola per andare ad acquisire conoscenza, soprattutto per quanto riguarda le piste, con il campionato spagnolo che, come citavo già in precedenza, vede anche la tappa di Nogaro proprio in Spagna, e quindi oltre alle piste spagnole e alla tappa italiana di Vallelunga farà poi tappa al Nogaro prima di riaccogliere la Coppa Clio Italia in occasione del weekend di Navarra, che si svolgerà nello specifico ad ottobre, il weekend dell'11 ottobre, prima di chiudere invece la Coppa Clio Italia a Misano il 15 di novembre. Abbiamo visto per un attimo Francesco Pagano che prova ad inseguire Pouget. Questa volta Pagano è riuscito ad avere la meglio con il cronometro in 1.53.559 e lui questa volta a guadagnare rispetto al leader della corsa. Qui invece vicinissimi, poco più indietro in classifica, se non sbaglio è proprio Maillot, prova ad attaccare Jorg Sodnik. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara, adesso bisognerà fare il conto anche con quella che è la condizione degli pneumatici, che ricordo essere Michelin per quanto riguarda la Clio Cup. Qui in uscita dalla S vediamo spuntare proprio le vetture che vanno a sfruttare tutto il cordolo, con anche la zona del tappetino che permette ai piloti di far sfogare la potenza in uscita. Anche qui fuori dalla Roma per tornare sul traguardo, dove si avvicina nuovamente Pagano, 1 secondo e 7 adesso a separare i primi due in classifica. Ricciarini invece ha mollato in questa fase, 4 secondi e 4 da Francesco Pagano e 6 e 1 dal leader assoluto. Attenzione anche a una possibile rimonta da parte di Presa nel finale, che si trova a 1 secondo e 4 da Cristian Ricciarini, pilota di Faro Racing.
che cerca di guadagnare in classifica rispetto a Alex Lancelotti, che è scivolato in 10ª posizione assoluta, ma soprattutto al 6º posto per quanto riguarda la Coppa Clio Italia. Questo lo porterebbe al peggior risultato stagionale, ma soprattutto a poter agguantare solamente 27 punti rispetto ai 36 di Ricciarini, che dunque andrebbe a guadagnare 9 punti in classifica e si porterebbe più vicino rispetto al leader del campionato. Eccolo qui David Puget alle prese con un leggero bloccaggio alla curva del semaforo, anzi in uscita dalla curva del semaforo verso il tornantino, seguito ancora a distanza ravvicinata da Francesco Pagano. Un po' un tira e molla in questa fase tra i primi due in classifica, battistrada di questa gara 1, e assoluti dominatori, con vediamo anche una differenza di linea proprio alla percorrenza dell'ultima curva, un po' più stretto Puget in questa fase, con Pagano che chiude il giro in 53,8. Comunque da segnalare come in questi quasi 20 minuti di gara non siano mai saliti sopra l'1,53, davvero un gran ritmo considerando il grande caldo nel corso di questo weekend. In questo momento però una condotta di gara perfetta da parte di Puget, che non ha sbagliato nulla e ha avuto la meglio di Pagano nelle fasi della partenza. Sta cercando di amministrare questo vantaggio che adesso ammonta a 1,8 secondi dopo il primo riferimento in fondo alla staccata di Cimini 1. I due leader della corsa arrivano adesso in curva 7 ad affrontare la Campagnano. Vediamo intanto sullo sfondo una vettura che è rimasta ferma, dovrebbe essere quella di Mariano Alonso Gentile di GPA Racing, compagno di squadra proprio di David Puget, che è rimasto fermo ed è in questo momento l'unico ritirato che annotiamo 2 giri or sono, staccato proprio di 2 passaggi. Eccolo qui con dei danni riportati dalla vettura numero 42 per il pilota spagnolo, una rottura all'anteriore sinistra con anche lo pneumatico da sostituire oltre alla parte meccanica da riparare, quindi intervento in casa GPA per la gara di domani. Fortuna vuole, diciamo che nel programma c'è del tempo per intervenire tra una gara e l'altra. Siamo stati abituati invece nel corso degli appuntamenti di Magione e di Varano ad un programma compresso in un'unica giornata per le gare. Invece il programma, per via delle tante categorie presenti, ricordiamo anche il ritorno in pista della Formula Junior alla sua seconda tappa stagionale, con la serie a ruote scoperte targata PNK che sarà in pista invece nella giornata di domani. Le 2 gare più sprint di tutto il weekend da 20 minuti per la Formula Junior, una delle eccellenze che sono entrate a far parte del mondo di PNK dal 2023. Ultimi 5 minuti di gara con, vedete in sovraimpressione, 2 secondi di vantaggio per David Puget. Invece qui il tentativo di attacco a Cristian Ricciarini nei confronti, meglio da parte di Matic Presa, che continua a registrare dei tempi che non sarebbero nemmeno lontani dalla coppia di testa. Paga però una partenza a rilento dove non è riuscito a trovare lo spiraglio nell'imbuto che si è creato verso la prima staccata. Lo sloveno che adesso prova a riprendersi la posizione sul podio che però occupa già per quanto riguarda la Coppa Clio Italia, che dunque ci prepariamo a vivere nella parte finale di questa stagione in attesa di un 2027 che si preannuncia già ancora più rovente, con i protagonisti in pista ma anche il calendario. Vallelunga che invece poi chiuderà la stagione
del campionato italiano autostoriche con la 300 km, ma ricordo anche l'appuntamento finale per quanto riguarda PNK Motorsport, che sarà comunque all'interno dell'organizzazione della promozione della 300 km, anche con la 2 ore di Roma, altro appuntamento storico che farà il suo ritorno a fine novembre, con un clima che sarà decisamente diverso da questo fine settimana, dove però tanti piloti potranno raccogliere dei dati da questo weekend. Continua la pressione da parte di Presa nei confronti di Ricciarini, che qui chiude l'interno in curva 7, prova dunque, nonostante una percorrenza più lunga dall'esterno, il pilota sloveno. Si fa vedere per un attimo ancora Matic Presa, ma rimane quasi al centro della pista Cristian Ricciarini per difendere questo terzo posto assoluto, che avrebbe ancora più prestigio oltre ai punti invece che cerca di mettere a segno dal secondo posto della Coppa Clio Italia. Leggero bloccaggio qui alla posteriore destra, la ruota che si va a scaricare verso la percorrenza della curva del semaforo e poi nuovamente a lambire invece il lato destro della pista per affrontare il tornantino. Si rimane principio al cordolo per l'ingresso della S, questo rapido e repentino cambio di direzione sinistra-destra, nuovamente sul freno, vediamo proprio la vettura che si va a schiacciare, anche se non è una frenata piuttosto importante quella dell'ultima curva a livello di pressione del freno. Comunque è importante indirizzare la vettura in uscita curva, e lo è ancora di più con queste vetture a trazione anteriore, che chiaramente hanno tanto sottosterzo, soprattutto nelle curve più veloci, come nel caso di Curva Grande, questa veloce percorrenza all'inizio del giro. Qui intanto c'è un lungo da parte un pilota di MC Motortecnica, se non vado errato, nella zona occupata da Falco e Edoardo Boni, che lottano per la 17ª posizione, con Boni che invece qui cerca di infilarsi all'interno ma deve desistere, dunque lascia spazio anche ad Alfredo Faluomi, fasi coincitate per raccogliere punti in classifica, gli ultimi punti a disposizione dal campionato italiano, che vede 13 protagonisti in questo fine settimana, a cui, come detto, si aggiungono invece i 10 piloti della serie spagnola, per un totale di 23 vetture in pista, che hanno creato tanto scompiglio nelle prime fasi di gara, che adesso invece si è andata un po' a delineare anche davanti, con il vantaggio di Pouget, che è salito e ammonta a 2 secondi e 2, 9 secondi e 7 invece il distacco che paga Ricciarini, che è più alle prese con la difesa in questa fase nei confronti di Matic Presa. Siamo entrati proprio in quello che dovrebbe essere il penultimo giro di gara, perché con 10 secondi dal termine, eccolo qui, grazie alla regia che ci va ad inquadrare anche quella che è la temperatura e le condizioni del vento e dell'umidità, con l'ultimo giro che è iniziato adesso, mi correggo, proprio con il cronometro che va a scadere in questa fase. Pouget, che aveva appena cominciato il giro e rimane comunque sul 53,6, a un solo decimo, meno di un decimo addirittura dal suo passaggio record. Da sottolineare la prova anche di Francesco Pagano, che ricordiamo è il leader della classe Under 25 tra le nuove leve che si affacciano al panorama della Coppa Clio e delle competizioni Clio, con questa RS di quinta generazione che, abbiamo detto più volte nel corso della stagione, presenta un motore più piccolo rispetto alla passata generazione, ma sfrutta una maggiore agilità a livello telaistico e a livello di peso. Pagano che, come detto, è rimasto comunque lì intorno ai 2 secondi
dopo la partenza. Seguiamo allora con grande attenzione questo finale di gara per la battaglia sul terzo gradino del podio, che vede ancora la difesa di Cristian Ricciarini di Faro Racing nei confronti invece di Matic Presa di BA Motorsport, che si fa vedere qui al tornantino di curva numero 12, prova ad uscire meglio da questa curva piuttosto lenta nella percorrenza. Più avanti invece siamo già all'ultima curva con David Pouget che esce fuori dalla Roma per cogliere così la bandiera a scacchi anche in Italia. Il pilota francese si impone davanti a tutti, continua la serie di vittorie per David Pouget davanti a Francesco Pagano, che invece dalla seconda posizione assoluta prende i 50 punti che gli spettano per la vittoria della Coppa Clio Italia, quindi vince la sua prima gara stagionale nella Coppa Clio Italia. Sale in classifica Cristian Ricciarini, o meglio guadagna in classifica Ricciarini dopo una gara complicata per Alex Lancellotti, che chiude al 10° posto e sesto, se non vado errato, per quanto riguarda la serie italiana. Sul podio della Coppa Clio Italia c'è Matic Presa al 4° posto assoluto. Segnaliamo invece nelle prime 3 posizioni della Coppa Clio Spagna, alle spalle di Pouget, Marcel Putz e Guillermo Pernià, che trionfa invece per quanto riguarda la classe Under 21, la classe junior della serie spagnola. Pouget che prende il doppio successo, sia quello assoluto che quello dedicato ai gentleman. Eccolo qui il portacolori di GPA Racing, che ha vissuto una gara probabilmente non semplice, con la pressione di Francesco Pagano, che si è dimostrato abile nel cercare appunto di mettere pressione a un pilota che ha un palmarès anche a livello internazionale. Sicuramente un'ottima cartolina per Pagano in questo inizio di weekend, dove ha trovato un ottimo feeling con il tracciato di Vallelunga, a partire dalle qualifiche dove l'aveva spuntata per soli 9 millesimi. Qui si va a complimentare proprio con David Pouget, i due piloti che si preparano a tornare vicino al podio, parcheggiando la vettura proprio all'interno del paddock sotto al podio. Noi intanto andiamo a gustarci proprio gli highlights abbiamo visto per un attimo uno spunto da parte di Matic Presa, che invece poi ha rallentato una volta salito di marcia. Non è riuscito a difendere la pole position Francesco Pagano, che è stato sfilato subito al via da David Pouget, e qui invece soprattutto una prima parte di gara complicata per Alex Lancellotti, che poi è scivolato al 10° posto assoluto, non è riuscito più a risalire in classifica. Qui problemi per Mariano Alonso Gentile, unico pilota ritirato da questa gara, che ha avuto una rottura all'anteriore sinistra, e poi l'arrivo con i due vincitori di oggi, David Pouget e Francesco Pagano, da una parte per la Coppa Clio Spagna, dall'altra invece la prima vittoria stagionale per il pilota di Pagano Corse, che ha avuto la meglio su Cristian Ricciarini, ma non c'è mai stata storia in realtà tra Pagano e Ricciarini nel corso di questa gara. Una prova di forza incredibile da parte di Pagano, come detto sia Pouget che Pagano gli unici a girare sempre sull'1,53, e con queste temperature davvero giù il cappello per la prestazione dei due vincitori, almeno di questa prima gara. Poi vedremo invece quale sarà la storia per la giornata di domani. Noi ci prepariamo a prendere una piccola pausa con le immagini aeree che continuano invece sul cielo di Vallelunga. Tra poco sarà la volta della Youngtimer Touring Cup, con la seconda gara di questo sabato pomeriggio da Vallelunga. L'azione dunque prosegue, rimanete con noi.
Nuovamente con le immagini da Vallelunga, pronti a vivere anche la prima gara di questo fine settimana, caldo fine settimana di Vallelunga per la Youngtimer Touring Cup, con le qualifiche che si sono disputate qualche ora or sono, e qui vediamo già i piloti in pista pronti per la partenza della prima manche. Nuovamente una sfida al vertice, una sfida ad alta quota tra i due protagonisti del campionato che si sono piazzati lì in prima fila, Federico Borret e Sergio Galbusera. Eccolo qui inquadrato il pilota BMW che ha conquistato la pole position in FICA davanti alla Lotus invece di Galbusera. Vedremo nuovamente quali saranno durante la gara soprattutto le differenze a livello tecnico. Abbiamo imparato ormai a conoscere proprio le caratteristiche di queste due vetture così differenti, con Borret che anche durante le qualifiche ha registrato la velocità di punta con 211 km/h, invece Galbusera che ha provato a difendersi soprattutto nelle curve. Nazareno Compagnoni fa compagnia nella classe dedicata alle Lotus Cup a Sergio Galbusera e scatterà dalla terza fila, dalla seconda fila dello schieramento, terza casella in partenza. Saranno loro proprio i protagonisti che tra poco andremo ad ascoltare, con Borret, quello qui che si piazza proprio sulla sinistra del teleschermo, sulla zona che andrà a difendere all'interno verso curva 1, ma poi attenzione perché poi c'è subito il cambio di direzione con la prima S che in realtà si affronta appunto in pieno, ma è fondamentale per ottenere un buon posizionamento soprattutto per la staccata di Cimini 1. Entriamo anche a parlare proprio delle vetture più storiche del weekend, di una versione un po' più storica rispetto invece al mondo Clio che abbiamo visto in precedenza, con questa Youngtimer Touring Cup che abbiamo accennato già in apertura durante il giro di formazione della Coppa Clio Italia e Coppa Clio Spagna, con una novità che ha anticipato questo fine settimana di Vallelunga: l'annuncio che c'è stato della partnership tra PNK Motorsport e il gruppo WSI, il gruppo capitanato da Marcello Lotti, leader del mondo TCR, delle competizioni TCR in giro per il mondo, con la Youngtimer Touring Cup che andrà ad accogliere a livello tecnico, a livello di regolamento, anche le vetture della Gen 1 del mondo TCR, quindi si aggiunge una gradita novità per quanto riguarda la Youngtimer Touring Cup, che andrà a creare una griglia ancora più folta, ancora più variopinta all'interno delle varie classi, delle differenti classi che permettono di celebrare a livello storico il mondo panorama turismo. Abbiamo già in griglia alcune vetture appartenenti proprio un po' all'era precedente per quanto riguarda le vetture TCR, che dunque si vanno ad aggiungere con la prima generazione anche delle vetture TCR che hanno già superato i 10 anni di attività proprio nel 2025. 18 protagonisti invece per questo fine settimana, comunque una griglia in crescita rispetto alle prime uscite stagionali, con Borret che comanda la classifica 58 punti contro i 52 invece di Sergio Galbusera. Giulio Valentini occupa la terza posizione a quota 30 punti. Immagine aerea sulla griglia di partenza dove ci prepariamo ad andare. Eccola qui, pronta Eleonora, dunque vado a dare la linea per ascoltare le voci dei protagonisti in griglia. Sì, eccomi qui sulla griglia di partenza, pronti per la gara della Youngtimer. Qui di fianco a me abbiamo il primo qualificato, ovvero Borret Federico. Ciao Federico, tutto bene? Per adesso sì, abbastanza bene. Benissimo, allora Vallelunga è una pista molto tecnica e variegata, ci sono dei tratti molto veloci come ad esempio il curvone, altri più lenti come il tornantino. Volevo sapere tu cosa ne pensi di questo circuito. Che è molto bello, molto tecnico, molto impegnativo, e qui il curvone può fare la differenza. Benissimo, qual è il tuo tratto preferito? Il curvone. Benissimo, allora grazie mille e proseguiamo con il secondo qualificato, che si trova qui in griglia di partenza con il numero 7, ovvero Sergio Galbusera. Ciao Sergio, le temperature sono molto elevate oggi, come ti sei preparato e come avete preparato la vettura?
Beh, io ho cercato di sfruttare al meglio i giri delle qualifiche. Ho dovuto girare più del previsto perché non avevo una posizione che mi soddisfaceva, poi sono riuscito a agguantare il secondo posto, sono stato più soddisfatto. Voglio, appunto, parlavi di temperature, insomma, secondo me bisogna esprimere una nota di merito verso tutto il personale che lavora sul circuito, il personale dedicato alla sicurezza, perché veramente noi siamo qui, ce lo cerchiamo, siamo qua per divertirci, mentre loro prestano un servizio importantissimo durante l'arco della giornata, quindi un pensiero particolare a loro ed un applauso da parte mia. Grazie mille per queste parole, grazie ancora. Andiamo allora subito dal terzo qualificato, ovvero Compagnoni Nazareno, con il numero 176. Andiamo subito a sentire un commento. Ciao Nazareno! Ciao. Dopo le prove libere e le qualifiche, cosa ti aspetti da questa gara? Penso di fare una bella gara adesso, sì. Quali sono le tue aspettative? Ma speriamo secondo, anche se ci proviamo ad arrivare primi, dai. Benissimo, grazie mille e noi ci vediamo allora al podio di questa gara. Grazie Eleonora, mi accodo anch'io alle parole di Sergio Galbusera in griglia, a sottolineare l'operato da parte di tutti gli addetti ai lavori presenti in pista con questo caldo davvero che mette a dura prova non solo i piloti in macchina ma tutto il personale all'interno del circuito di Vallelunga. Peraltro ricordo anche che la stessa federazione internazionale ha stabilito anche una intera giornata dedicata proprio ai marshal e volontari che si trovano in pista in tutte le varie serie in giro per il mondo, non solo ovviamente quelle targate FIA, ma anche all'interno dei nostri autodromi, con l'attività di PNK Motorsport, che raggiungono sempre un'organizzazione eccellente in tutto quello che è l'operato del team dietro le quinte per portarvi un grande spettacolo a livello motoristico, con quello che ci piace sottolineare sempre, davvero una grande varietà che troviamo in pista. La Youngtimer lo sottolinea sempre con tante vetture differenti di tante categorie, epoche anche diverse rispetto invece a quelle che sono magari le serie monomarca che viviamo, con una accesa e intensa battaglia nell'arco di pochi decimi durante le qualifiche, ma durante anche le gare stesse, come il panorama delle vetture targate Renault, mentre qui andiamo a celebrare soprattutto le pagine di storia all'interno del motorsport nazionale, ma ovviamente non solo. La BMW di Federico Borret, che dunque proverà a difendere la pole position nella zona del curvone, che è stato appunto contrassegnato e segnato all'interno della mappa di Vallelunga con grande attenzione da parte del pilota italo-britannico. Qui vediamo invece inquadrata la Honda integra di Samuele Piccin, che scatta dalla seconda fila dello schieramento in quarta posizione, proprio davanti invece alla Seat di Giulio Valentini, che vediamo alle sue spalle. C'è un buco lasciato in partenza alle spalle, a fianco proprio di Giulio Valentini. Dovrebbe essere la quinta posizione che era occupata dopo le qualifiche da Arturo Pucciarelli, peraltro vincitore qui a Vallelunga lo scorso anno in gara 2 con l'Alfa 156, e proprio da Pucciarelli abbiamo anche il giro più rapido della passata stagione in 1:48,7. Borret, che invece ha fermato il cronometro in qualifica in 1:46,756. Attenzione però a quella che potrebbe essere anche una possibile lotta diretta in casa Lotus tra Sergio Galbusera e Nazareno Compagnoni. I due sono stati separati da soli 3 decimi durante la sessione di qualifica. Abbiamo ascoltato dalle parole di Galbusera che proprio nel finale ha dovuto chiedere qualcosa in più agli pneumatici per andare a segnare questo tempo che gli è valso la partenza dalla prima fila. Ricordo anche durante l'inizio del campionato in particolare, perché qui la Youngtimer Touring Cup fa
la sua terza tappa stagionale in quello che era originariamente il Giro di Boa del calendario, perché c'è stata poi l'aggiunta invece della 2 ore di Roma, e quindi tornerà proprio sul circuito di Vallelunga a fine stagione, alla fine di novembre, con Mugello e Maggione che invece avevano aperto il campionato 2026. Ricordo proprio nei primi due appuntamenti le difficoltà palesate da Federico Borret per quanto riguarda l'impianto frenante. Ovviamente con delle temperature così alte potrebbe essere un tema che potrebbe anche riproporsi durante il fine settimana. Vedremo quali saranno poi soprattutto le parole di Borret al termine o magari prima della partenza di gara 2. Intanto ci prepariamo a vivere questa prima partenza con il giro di formazione, i 4085 metri del circuito di Vallelunga. I piloti vanno ad affrontare per i 25 minuti di gara previsti dalla Young Timer Touring Cup. Appunto Stefano Bro in 14ª piazza, Michele Materni, Alessio Mencuccetti, infine Paolo Furlanis e Rolando Bordacchini a chiudere lo schieramento nella griglia di partenza. Qualche piccolo problema con le immagini, ma ci siamo adesso, siamo tornati con la griglia che si prepara, vedete in doppia fila con i 18 protagonisti, che a questo punto sono 17 vista l'assenza di Arturo Pucciarelli. Qui la safety car che apre le file della griglia con Borret che dovrà difendere la pole position ottenuta nelle qualifiche. Ricordo che il secondo miglior crono invece da regolamento va a delineare quella che sarà la griglia di partenza per gara 2, che si svolgerà nella giornata di domani. Quest'oggi invece il programma prevede il National GT Challenge e la RS Cup a chiudere questo intenso sabato pomeriggio da Vallelunga. Ci siamo dunque con la partenza, spiegare che si è già fatta da parte, sulla destra, verso della pit lane. Il semaforo che diventa verde in questo istante, la bandiera verde dunque sventolata sul rettilineo per questa gara 1. Attenzione, subito un contatto con una Mini Cooper che viene spedita verso il muro, bandiere gialle sventolate con la possibilità anche di avere una interruzione, un nuovo ingresso da parte della vettura di sicurezza. Adesso però concentriamoci un attimo con questa ancora fase concitata della partenza. Qui vediamo la Mini Cooper di Catapano Corse che è finita contro le barriere. Una partenza complicata, se non erro anche da parte di Rino De Luca, che viene segnalato in fondo, mentre la Mini da parte di dovrebbe essere Tonino Scocco. Qui intanto safety car che viene confermata, eccola qui, la Lamborghini Urus, che dunque andrà nuovamente ad accogliere i piloti in pista, con Borret che ha mantenuto la leadership. Tanto sembra ripartire la piccola Mini che ha avuto questo contatto, cercando di tornare nella zona dei box. Qui sfrutta il layout più breve del circuito per tagliare la zona che riporta proprio pilota della Mini Cooper verso il settore centrale. Vediamo qui l'altra Mini invece presente in griglia davanti ad una delle BMW del trofeo 318, la numero 63, quella di Michele Parretta.
ancora più indietro invece Stefano Brouet. Abbiamo un aggiornamento adesso con Gianfranco Scoppa, è proprio la Mini Cooper numero 24 che dunque ha perso terreno nella fase di partenza, mentre davanti posizioni invariate sul podio virtuale con Borret, Galbusera, Compagnoni davanti a Giulio Valentini, Samuele Piccin, dunque scambio di posizioni tra Valentini e Piccin per la quarta e quinta piazza, poi Daniele Carminati con l'altra Mini Cooper, Alessio Mencuccetti che è in testa, leader del trofeo 318, proprio tutte le BMW in questo momento praticamente tutte in fila, con solamente la vettura di Tonino Scocco nel mezzo, l'altra Mini Cooper in 11ª posizione assoluta. E qui invece Federico Borret che si deve riaccodare alle spalle della safety car. Abbiamo visto anche Galbusera cercare un momento, approfittare di questo momento di interruzione della corsa per respirare, mettere la mano fuori dal finestrino. E qui invece Borret che torna sul rettilineo di partenza e di arrivo, con la safety car che probabilmente sta aspettando invece poco più avanti in classifica. Rivediamo quanto accaduto con la partenza che è stata messa sotto investigazione. C'è stato il contatto proprio tra Rino De Luca e Gianfranco Scoppa, con De Luca che è andato a stringere verso il muretto di box la Mini Cooper di Scoppa, e a quel punto un contatto che ha portato la vettura britannica contro le barriere nella perdita di controllo del pilota numero 24, e anche lo stesso De Luca viene segnalato in corsia box, quindi abbiamo già 3 ritirati in realtà da questa gara. Contatto confermato anche dalla direzione gara, che è stato messo sotto investigazione tra Rino De Luca e Gianfranco Scoppa, a cui appunto si aggiunge invece Arturo Pucciarelli, che purtroppo non è riuscito a prendere il via di questa gara. Vediamo già prima della partenza uno dei protagonisti preannunciati di questo fine settimana, alfista nel sangue, Arturo Pucciarelli, che sin dalla prima stagione della Youngtimer Touring Cup all'interno della filiera dei campionati di PNK è sempre stato presente con l'Alfa 156, aveva cambiato proprio modello in occasione della tappa di Magione, con invece la scelta che è ricaduta sulla Alfa 147 portata in pista da Paolo Furlanis in questo fine settimana, numero 30, che in questo momento occupa la 15ª piazza in fondo proprio alla classifica. E quindi momento di stallo in pista, con la partenza che è stata subito neutralizzata nelle prime fasi. Qui vediamo inquadrato Daniele Carminati, che è il leader della Mini Cup, della sottocategoria che comprende proprio le vetture del marchio inglese, ed è proprio Gianfranco Scoppa che ha preso invece parte alla tappa del Mugello, il primo round di questa stagione, poi assente nel secondo round di Magione, e torna in pista per questo fine settimana con l'aggiunta anche di Gianfranco Scoppa e poi la Mini Cooper di Tonino Scocco. Eccola qui la 147 invece di Furlanis, che chiude il gruppo, e vediamo proprio i piloti cercare un po' di refrigerio con il regime di safety car imposto dalla direzione gara, in uscita qui dal Tornantino in curva numero 12, tracciato di Vallelunga, che tanto la safety car che effettuerà un altro passaggio, luci ancora accese, soprattutto il passaggio in curva numero 15, tracciato di Vallelunga che nel corso della sua storia, da quando poi è
diventato soprattutto un autodromo a livello internazionale, con le modifiche che lo hanno portato ad ospitare gare importanti anche all'interno del campionato mondiale Marche. Con, come detto, le modifiche invece nel nuovo millennio, soprattutto il mondo delle due ruote a livello internazionale, che è stato protagonista negli ultimi anni con la presenza della Superbike. Ricordo in questo fine settimana la possibilità per tutti coloro che si trovano all'interno dell'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga di vivere anche le attività al di fuori della pista, perché abbiamo narrato del grande ricco programma di questo fine settimana con la presenza di 9 differenti categorie e un totale di 13 gare, ma programma allestito anche con le attività che vanno a completare proprio il Vallelunga Racing Weekend targato PNK, con presenza di tanta musica, DJ set allestiti, e quindi grande spettacolo non solo sull'asfalto rovente nel caso di questo weekend, ma anche all'interno del paddock di Vallelunga per vivere un'esperienza a 360 gradi. Ricordo anche che il biglietto d'ingresso è totalmente gratuito per vivere un grande spettacolo firmato ancora una volta PNK Motorsport. In questo giro ci sarà il rientro della safety car, quindi ci prepariamo alla ripartenza con la vettura di sicurezza che andrà a spegnere le luci in uscita dalla S, e Federico Borret che invece sarà incaricato di gestire il ritmo, mentre Sergio Galbusera proverà l'assalto alla prima posizione, seguito dal compagno di marca Nazareno Compagnoni e Giulio Valentini, che ha conquistato il quarto posto, che occupa la terza posizione invece in classifica assoluta, leader della classe dedicata alla Seat Leon Supercopa, la vettura utilizzata proprio da Giulio Valentini. Qui intanto la partenza che vede proprio Valentini avere la meglio, lo vediamo anche dall'alto, quello che è stato il contatto tra Rino De Luca e Gianfranco Scoppa, con la Mini Cooper finita in testa coda. E qui intanto si riparte perché la safety car si è fatta da parte e dunque Federico Borret torna sul traguardo con la bandiera verde che viene sventolata. Borret che prova a sfruttare tutti i cavalli della sua BMW M3 E36, nello specifico il modello del pilota di Trieste, che allunga nella zona del curvone di Curva Grande, che porta i piloti invece alla staccata di Cimini 1. 8 decimi di vantaggio adesso per Borret, ha guadagnato 6 decimi nell'allungo che lo ha visto allo speed trap con 8 km/h di vantaggio. Invece battaglia diretta tra due vetture completamente uguali, sempre in casa BMW, con il costruttore di Monaco di Baviera, che vede in questo momento una battaglia tra Alessio Mencuccetti, Samuele Bruet e Michele Materni, se non vado errato. Mencuccetti che è proprio in testa al trofeo 318 per quanto riguarda la casa dell'elica. Attenzione però, qui c'è un bloccaggio per Mencuccetti, che rimane comunque sulla linea ideale. Ha provato a farsi vedere all'interno Samuele Bruet, ci riprova nuovamente al tornantino, con però un'uscita migliore da parte di Michele Materni, che dunque si porta qui all'interno, riesce a trovare uno spiraglio con la percorrenza di curva che è migliore da parte di Bruet, che dunque va a difendersi tutto a vantaggio
di Mencuccetti, che guadagna un po' di terreno rispetto ai suoi principali inseguitori in classifica. Preso la seconda posizione Compagnoni all'inizio di questo giro, completato davanti a tutti da Borret in 1.49.935, l'unico ad abbattere la barriera dell'1.50. Prosegue invece la battaglia diretta tra Materni e Bruet. Questa volta sembra avere la meglio Michele Materni, che prende il secondo posto di categoria in 8ª posizione assoluta, davanti anche a Tommaso Formenti, che si trova a soli 6 decimi dalla vettura di Samuele Bruet. Vediamo il gruppo compatto proprio nella seconda metà della top 10. E qui ritorniamo invece in zona podio, perché Compagnoni, come detto, ha preso la posizione sulla gemella di casa Lotus, guidata invece da Sergio Galbusera. Rimane davanti a Samuele Piccini invece Giulio Valentini, che occupa il quarto posto a 2 secondi e mezzo dalla vetta della classifica. Vediamo in grafica quello che è il distacco rispetto alla leadership assoluta, al passaggio sul traguardo. Come vedete, 41 millesimi a separare i Compagnoni da Galbusera, ma adesso sono aumentati i decimi di vantaggio di Compagnoni. Fuori dalla S qui Mencuccetti, inseguito questa volta da Michele Materni, con Borret che si migliora ma fa ancora meglio Compagnoni. Un gran giro da parte di Nazareno Compagnoni in 1.48.742, distacco che infatti rimane intorno al secondo. E qui invece attenzione, c'è un'escursione alla Roma per una delle BMW del trofeo 318. Finisce largo Samuele Bruet, che perde dunque la zona podio, occupava il terzo gradino del podio, mentre qui abbiamo poster della vettura di Sergio Galbusera. E qui invece il polverone che si è alzato a seguito dell'uscita da parte di Samuele Bruet, che dunque è stato scavalcato, direi a questo punto, dalla maggior parte del gruppo delle vetture del trofeo 318, sopravanzato anche da suo papà Stefano, che sale così alle spalle di Tommaso Formenti, che sale sul podio invece, anzi sale in quarta posizione perché è stato sopravanzato da Michele Parretta. In questo momento abbiamo Mencuccetti, Materni e Parretta sul podio del trofeo 318. Prova a resistere invece Galbusera in terza posizione, anche perché davanti ha rallentato un po' Borret in questa fase, con Compagnoni che si è avvicinato notevolmente. Vediamo adesso la conclusione di questo passaggio. Siamo già entrati negli ultimi 10 minuti di gara, con Federico Borret che vede ancora probabilmente un po' di fumo in macchina rispetto a quella che è stata l'escursione in precedenza di Samuele Bruet. In realtà fa meglio Federico Borret rispetto allo scorso giro, in 1.48.2 toglie mezzo secondo il pilota BMW, ma è Compagnoni che ha abbassato ancora i tempi in 1.47.8, guadagna 4 decimi e continua ancora ad avvicinarsi anche in staccata di Cimini 1, segnalato sul monitor dei tempi 383 millesimi il vantaggio di Federico Borret. Rimane un po' a guardare in questa fase Galbusera, che è stato comunque più rapido di Borret, ma per solo un decimo. Quindi ottima parte centrale di gara da parte di Nazareno Compagnoni, con la Lotus che vede questa livrea completamente rossa con il numero 176 e prova a mettere fastidio, a dare fastidio a Federico Borret, mentre l'unica Lotus sino a questo momento era stata quella di Galbusera nelle prime 2 uscite stagionali, che ha chiuso con una vittoria in quel del Mugello
2 secondi posti e un terzo posto in gara 1 a Magione. Questo lo score del campionato fino a questo momento per Sergio Galbusera. Rivediamo qui ancora la parte finale di questo bel traverso realistico da parte di Samuele Bruet, che però non aiuta in questo momento le sorti della gara del pilota più giovane della famiglia Bruet in questo momento in pista. Qui invece Giulio Valentini, che è stato scavalcato da Samuele Piccini, che dunque torna al quarto posto, un vantaggio però consistente rispetto alla Mini Cooper di Daniele Carminati, che occupa la sesta posizione assoluta. Invece battaglia serrata ancora tra le BMW, con Mencuccetti che ha perso la leadership a favore di Michele Materni. Prova a farsi vedere all'interno anche Michele Parretta, con Formenti che si è aggiunto alla battaglia. Chiudono questo passaggio raggruppati da praticamente poco più di un secondo in 4 vetture. Si fa vedere qui Formenti, rimane davanti però Michele Parretta, che ha lasciato qualcosina rispetto alla coppia composta da Mencuccetti e Materni. Qui invece una BMW che è diversa anche dal punto di vista del profilo aerodinamico, non solo della versione del modello portato in pista da parte di Borret, con una cavalleria maggiore, oltre anche lo sviluppo aerodinamico per il pilota con doppia licenza, ex campione peraltro della Youngtimer Touring Cup nel 2024. Qui invece Sergio Galbusera, che sta spremendo la sua Lotus Elise per cercare di rimanere vicino alla coppia di testa. Borret che rimane sul piede del 48 basso, non è riuscito ad avvicinarsi maggiormente Nazareno Compagnoni, che dunque deve sottostare proprio al ritmo del pilota in testa, che si migliora questa volta in 1.47.784, migliora per soli 2 millesimi il giro più rapido di Compagnoni, peraltro appena concluso proprio dal pilota Lotus, che quindi va a cedere soli 2 millesimi sulla tabella nel corso di questo giro. Prova a risalire la china qui invece Paolo Furlanis, in questo momento in 12ª posizione assoluta, alle spalle di Stefano Bruet, che paga un po' di terreno in classifica rispetto alle BMW che occupano il podio, non troppo distante in realtà, lo vediamo proprio qui dalle immagini, con Stefano Bruet che si trova a 2 secondi e 4, gira sul passo dell'1.56, 1.56,6 per Bruet, scavalcato però da Furlanis sul rettilineo principale. Torniamo davanti, nel frattempo la direzione gara andrà a decidere quanto accaduto rispetto al contatto che è avvenuto in partenza tra Rino De Luca e Gianfranco Scoppa dopo questa gara. Ci sarà modo per decidere eventuali sanzioni in vista di gara 2, essendo entrambi ritirati da questa prima manche. Intanto Borret adesso sembra aver fatto un click in macchina, che sta nuovamente allungando nei confronti di Nazareno Compagnoni, che invece viene insidiato da Sergio Galbusera. 1.47,0 infatti per Federico Borret, che allunga. Non c'è ancora l'aggiornamento in classifica sulla Lotus, 1 secondo e 9, quasi 2 in realtà, eccolo qui, 2 secondi adesso il vantaggio di Borret nei confronti di Nazareno Compagnoni, quasi a lasciare lì vicino alla Lotus di Compagnoni, anche per cercare di far alzare la temperatura delle gomme. Infatti Compagnoni, che non è tornato sul 47 che era riuscito a stampare in precedenza, lo ha fatto invece Galbusera addirittura in 47,4, e adesso forse potrebbe pagare qualcosa da questo bloccaggio all'anteriore destra in curva 7. Sergio Galbusera all'attacco di Nazareno Compagnoni, a mezzo secondo dividono
divide le due Lotus in classifica per la seconda e terza posizione, con Galbusera che però adesso ha ceduto un po' di terreno a seguito del lungo alla curva Campagnano. Può nuovamente tornare a gestire Federico Borret negli ultimi 3 minuti di gara, con la temperatura che sta iniziando a scendere in questa parte finale, almeno sull'asfalto, dai 59 gradi con cui abbiamo aperto la diretta. Adesso siamo intorno ai 54 gradi sull'asfalto di Vallelunga. Attenzione, qui perde terreno Sergio Galbusera, forse un problema tecnico per il pilota numero 7. Sembra però adesso aver ripreso ritmo, lo scopriremo probabilmente fuori dal curvone. Affronta curva 3, l'ultimo giro chiuso in 1.52.4 con un ritardo di 4 secondi e mezzo da Compagnoni, perde mezzo secondo, quindi forse ancora qualche problema in macchina per Sergio Galbusera. Segnaliamo a questo punto il vantaggio di Galbusera per difendere il podio, che da 30 secondi che si trova a 24 secondi su Samuele Piccin, 31 invece sono i secondi che separano Piccin dal leader della corsa. E qui ci spostiamo per un attimo anche per la lotta che vale la vittoria nel trofeo 318 con Daniele Carminati, che invece si trova in sesta posizione con la Mini Cooper a un vantaggio di 6 secondi e 2 su Alessio Mencuccetti, che passa così sul traguardo e si è ripreso la leadership. Peraltro Mencuccetti però attaccato da Michele Materni, che lo sta francobollando in percorrenza al curvone. Affronta adesso la staccata di Cimini 1, vediamo se si è fatto vedere Michele Materni all'interno. No, rimane davanti Mencuccetti, che ha un buon vantaggio su Michele Materni. Poi Parretta, che invece viene insidiato da Furlanis, che è entrato in top 10. Davvero ottima la rimonta da parte di Furlanis dal fondo. Completa intanto un altro passaggio Borret davanti a tutti, ed è l'ultimo giro che inizia per Federico Borret. Tra poco inizierà l'ultimo passaggio anche per i piloti qui inquadrati, con Materni che si fa vedere nuovamente all'interno, prova a rispondere addirittura dall'esterno Mencuccetti, che viene scomposto anche dal passaggio sui dissuasori. Sono praticamente appaiati in curva numero 10, bloccaggio non solo per Mencuccetti ma anche per Parretta, che si fa vedere all'interno. Rimane invece in attesa Furlanis a studiare questa situazione con una battaglia così accesa, e finisce leggermente largo qui Michele Parretta, che però sembra avere ancora un buono spunto per cercare di attaccare Materni. Ne approfitta Mencuccetti per prendere un piccolo margine, ma può essere abbastanza in una categoria così serrata come quella del trofeo 318. Vedremo invece se Furlanis proverà una manovra nell'ultimo giro di gara, che inizia in questo momento per i piloti che occupano dalla 7ª alla 10ª posizione assoluta. Davanti Borret si trova già nell'ultimo settore, un vantaggio che si trova intorno al minuto, anzi più di un minuto rispetto ai piloti qui inquadrati. Eccolo qui, il leader della corsa scattato dalla pole position. Ha avuto un attimo un sussulto quando si è visto la vettura di Compagnoni ingombrante negli specchietti della sua BMW numero 31. Poi alla fine ha ripreso il ritmo con il quale ha conquistato la pole position e ha completato questo Grand Chelem. Federico Borret vince a Vallelunga in gara 1 della Youngtimer Touring Cup. Lo fa davanti a Nazareno Compagnoni, che spunta adesso fuori dalla Roma per chiudere il suo 12° giro di gara, la meglio rispetto a Sergio Galbusera per la categoria delle Lotus. Fra l'altro un problema nel finale per Galbusera, che riesce comunque a chiudere sul podio l'ultimo giro addirittura in 59,8.
davanti comunque a Samuele Piccin. Torniamo a seguire la fase finale per stabilire l'ordine sul podio che si sta giocando. Invece si stanno giocando queste 3 vetture. Chiude qui la porta, attenzione Materni nei confronti di Parretta, forse l'ultima chance questa proprio al Torrantino. Anche Furlanis prova a farsi vedere dall'interno, trova qui una linea che lo porta leggermente lungo, però per il cambio di direzione nella S finale questo forse pone fine alla battaglia diretta per il secondo gradino del podio del trofeo 318, con Alessio Mencuccetti che va a vincere in sesta posizione assoluta alle spalle di Carminati, e poi arrivo in volata tra Materni e Furlanis, soli 72 millesimi per l'ottava e la nona piazza assoluta. Chiude la top 10 Michele Parretta. Vanno a chiudere la corsa anche Tommaso Formenti, Samuele Broè, protagonista di un'uscita di pista nella parte centrale della gara. Chiude appena davanti a suo papà Stefano in 13ª posizione, 12ª e 13ª posizione. Tonino Scocco invece davanti a Rolando Bordacchini, che è l'ultimo pilota a prendere bandiera a scacchi. Ritirati Rino De Luca, Gianfranco Scoppa, protagonisti di un contatto in partenza. Non è riuscito invece a prendere il via di questa gara Arturo Pucciarelli con l'Alfa Romeo 156 rispetto ai 18 protagonisti di questa gara, che si apre subito con un colpo di scena, con questo contatto tra appunto De Luca e Gianfranco Scoppa, che viene messo sotto investigazione e verrà valutato a seguito di questa gara dalla direzione gara. Lo rivediamo anche dall'immagine aerea, un contatto che poi ha portato l'ingresso della safety car. La ripartenza gestita al meglio da parte di Federico Borret sull'attacco di Sergio Galbusera, battaglia che si accende invece per il trofeo 318. Esagerato invece nella linea Stefano Bruè, che è scivolato poi in classifica, andando a dare le chiavi del podio a Michele Materni. Qui proprio la battaglia che vede protagonista Materni, Parretta all'attacco di Alessio Mencuccetti, che per un attimo aveva perso anche la leadership, e poi nel finale ancora un tentativo di attacco con Paolo Furlani, si rimonta, che si è infilato nel mezzo. Invece il dominio da parte di Federico Borret, che alla fine chiude con 7 secondi di vantaggio su Nazareno Compagnoni, che ha avuto la meglio su Sergio Galbusera, tra le 2 Lotus Elise che chiudono in seconda e terza posizione. Questi dunque gli highlights da gara 1 della Youngtimer Touring Cup, che tornerà in pista nella giornata di domani. Tra poco ci sarà la qualifica dell'Alfa Revival Cup, che avrà la sua gara proprio domani. Noi torneremo invece in onda con il National GT Challenge, i 40 minuti di manche con cambio pilota e quindi azione anche all'interno della pit lane. E qui Federico Borret, che invece ha raggiunto la zona al di sotto del podio, che lo vedrà nuovamente protagonista sul gradino più alto. Allunga dunque in classifica rispetto a Sergio Galbusera, che chiude al terzo posto. Qui ultime fasi per andare a togliere il casco. Eleonora che è già pronta, attendiamo qualche momento per dar modo a Federico Borret di prepararsi e anche ascoltare le parole a caldo alla conclusione di questa gara, che l'ho visto essere in macchina con i 37 gradi dell'aria. Eccolo qui Borret che è pronto, e allora diamo la linea a Eleonora sotto al podio. Eccoci qua, sì, siamo sotto il podio per la prima gara dello Youngtimer e siamo con Borret Federico. Congratulazioni per il primo posto. Qual è stato il momento chiave di questa gara? Ma diciamo che quella safety car che è entrata immediatamente me la sono vista un po' così a sorpresa. Comunque avevo parlato con il direttore di gara come mantenere tutta l'altra fila della ripartenza. Poi è andato tutto bene, ho cercato di amministrare molto il motore perché la temperatura dell'acqua andava alle stelle. Infatti ho fatto un po' di tiraggio un po' meno per equilibrare un po' le prestazioni.
Comunque poi ho visto che sono riuscito a staccarmi un po' dal resto della compagnia e sono andato via tranquillo. Sì. Infatti poi ti volevo chiedere anche come hai trovato la vettura durante... No, bene, per fortuna abbiamo eliminato il problema annoso dei freni e un'altra cosa, ancora adesso devo prenderci un po' di confidenza ancora perché è come avere una conosciuta vista dopo tanto tempo, no? E allora un po' alla volta mi rendo conto di tenerla sempre meglio e così cercherò di ottimizzare anche le prestazioni. Benissimo, ti ringraziamo molto, ancora congratulazioni e andiamo a cercare, eccoci, il secondo qualificato di questa gara, ovvero Compagnoni Nazareno. Congratulazioni, sei soddisfatto di questo secondo posto? Sì, quello che aspettavo, diciamo. Ok, c'è un pizzico di rammarico? No, più di questo non potevo dare. Ho dato il massimo, via. Benissimo, che cosa ti aspetti per la prossima gara? Spero di far meglio, ma non lo so. Va benissimo, grazie mille. E abbiamo qua invece il terzo classificato, ovvero Galbusera Sergio. E congratulazioni per questo terzo posto. Come hai gestito la pressione, diciamo, dietro di te, dei tuoi avversari? Sì, insomma, la safety car ha interrotto un po' il ritmo, la pressione alla fine l'ho gestita cercando di tenere il mio passo senza fare errori. Quando poi ho visto che gli avversari avevano un passo superiore ho deciso di risparmiare anche un po' la macchina, visto che comunque sul quarto avevo un ottimo vantaggio ed era inutile insistere e rischiare di sprecare un terzo posto che comunque ritengo essere di tutto rispetto. Poi hai avuto dei problemi tecnici? Ma devo vedere, forse qualcosa ai freni, però diciamo che la tattica di gara non è stato dettato da quello. Ecco. Sicuramente la macchina è stata tanto sollecitata, l'impianto frenante, le gomme, quindi quando non mi sono più sentito di tenere un certo passo ho gestito la posizione. Benissimo, ti ringraziamo tantissimo e vi lascio di nuovo la linea, ci vediamo alla prossima gara. Grazie Eleonora, dunque finale di gara che rimane un'incognita soprattutto per le vetture più storiche, lo avevamo già accennato prima della partenza, confermato anche dalle voci dei protagonisti. Con questa immagine che ci ripropone anche il podio con Borret, Compagnoni e Galbusera di questa gara 1 della Youngtimer Touring Cup, noi ci prendiamo una piccolissima pausa, rimanete però con noi perché chiaramente torneremo ancora con l'azione in pista qui da Vallelunga con il National GT Challenge.